Sui pagamenti alle aziende edili interviene ancora una volta il presidente dell'ANCE Agrigento, dopo 11 mesi ancora nulla, agiremo per le vie legali contro la regione. Per il presidente dell'ANCE Salamone, se le note stampa e le promesse bastassero a pagare le spese, oggi saremmo tutti tranquilli sul futuro delle nostre imprese, sulla prosecuzione degli appalti affidatici dalle amministrazioni pubbliche, con regolari contratti che vengono poi regolarmente disattesi. Purtroppo non è così, afferma Salamone. Ogni volta che si garantisce una veloce risoluzione del problema, abbiamo solo la percezione di una grande presa in giro. La vicenda è tutt'altro conclusa, continua Salamone. Oggi è stato sbloccato solo 1 miliardo e 300 milioni del totale dovuto alle imprese da quanto ci risulta in provincia di Agrigento, ma non solo. La quasi totalità delle imprese non ha ricevuto ancora nulla di quanto dovuto, nonostante le continue rassicurazioni e gli annunci fatti da parte della Regione che entro poco sarebbero arrivate le risorse. Ogni giorno che passa per le imprese agrigentine si traduce nel dovere lavorare senza la copertura economica necessaria e il peso sta diventando insopportabile. In merito alla nota stampa divulgata dalla presidenza regionale di ANCE, Salamone precisa: sbaglia chi pensa che con quella comunicazione il nostro presidente regionale Cutrone abbia ritenuto conclusa la vicenda. Anzi, nei prossimi giorni ci rivolgeremo tutti insieme in rappresentanza delle aziende e delle province siciliane a uno studio legale che si occuperà di recuperare le somme in modo coattivo con i relativi oneri e i danni causati dal ritardo. Riteniamo, conclude Salamone, così di poter risarcire gli imprenditori che hanno avuto la sfortuna di aggiudicarsi dei lavori con una pubblica amministrazione cieca, sorda e muta.